Proseguiamo per le Malghe. Ho già sbagliato, dovevo scendere a destra. Comunque anche da qua ci si ricongiunge a basso. Ok, e da qua a destra sempre. Di qua, di qua, di qua e di qua. Spendiamo i freni. Ora giù a destra e c'è ghiaccio anche qui, devo andare a sinistra. Dovremmo risalire, mi sa. In ogni caso qua i primi tratti tocca farli in salita. Allora qua devo anche decidere alla prossima fermata se togliere i ramponcini, perché ci sarà sì neve, ma i ramponi mi creano problemi come appoggio sui pedali. Sono anche abbastanza facili da togliere, devo metterli in un posto dentro una busta che non mi sporchi lo zaino. Oh, ecco qua dei segni. Avevo detto che tutto sto tratto era in salita. Questi sono sentieri da fare con l'elettrica. Di qua scivolano i chiodi sulle rocce. Occhio. Devo riprendere fiato. Mi è andato via il culo. Sono giusto almeno, spero che sì. Sbattuto. Su a sinistra. Tra poco, girando a sinistra, dovremmo intercettare l'altro sentiero, che è sempre l'F2, ma abbandona il 980 o H3 e scende giù a destra. Dovrebbe portare, se non sbaglio, dalle parti di Vallorc. Riusciamo a superare questo punto in salita che è veramente rognoso, uno dei più brutti, perché qua ci volevano di nuovo i ramponcini da ghiaccio. Tutto sto pezzo di sentiero e neve schiacciata e gelata, dunque si scivola.
sono già finito. E qua non mi ricordo sto punto qua. Ok, tocca risalire. Nel segnavia sembra dover andare su a sinistra, invece ne vedo uno arancione lì da morire. Devo aver già fatto almeno 2-3 km, ma li ho fatti per l'80% a piedi. Ecco qua, questo tratto è decisamente carino. Guarda che roba, dovrei mettere rampichino a questi punti, ma non voglio esporre la corona grande perché me la spacca. Wow, bellissimo qua, bellissimo. Devo riprendere fiato. Quasi deve essere il bivio dell'altro sentiero, ma noi dobbiamo andare a sinistra. No, sto danneggiando la spalla. Ci sono troppi affondamenti sul davanti e devo fare troppa forza con le braccia. Ecco il sinistro in avanti, qui vado meglio così perché mi alleggerisce il carico sulla spalla sinistra, per cui tengo il piede sinistro basso e in avanti. Superiamo questo tratto, forse là si pedala. Comunque adesso siamo verso il piano con le malghe dove ci sono i pascoli. Finalmente.
Allora, le ginocchiere vanno abbastanza bene, non mi sono mai scese, però sono dure e pesantine. Il loro lavoro lo fanno. Di qua, a sinistra. Bene, ottimo. Ecco, chiuso. Guarda qua, c'è l'Astore, Accipiter, Gentili, Giglio di Carniola. Allora, a sinistra si dovrebbe salire per la mezzo miglio, ma intanto io provo ad andare di qua. E qua devo mettere su i ramponcini. Abbiamo 1,2 km ancora, più o meno. Vado sulla neve perché sto acquistando troppa velocità. Ok, siamo chiusi. Oh cacchio, come si fa adesso? Mi tocca tornare in Rio, visto che con la spalla non riesco a arrampicarmi, non riesco a fare niente, neanche a sollevare la bici. Penso che torno indietro. Qui è talmente ghiacciato e ripido che portando dietro non riesce a far presa, faccio fatica. Andare su, scivola tantissimo. Niente. Bellissimo. Prendi velocità. Benissimo. Sono già le 4:17, è meglio rientrare velocemente. Non farò il Taffarel, rientro per la strada asfaltata prima che faccia buio. Dai! Giù. Sembra abbastanza a posto, anche se il cambio anteriore si è congelato. Questo megalite in realtà è un monumento della seconda guerra mondiale.
attento perché qua non posso frenare tantissimo, per cui devo cercare anche pezzi di sentiero puliti. Scivola anche, Cristo, non mi ero accorto di questa buca, però adesso devo uscire fuori da qua. Ok, Madonna che freddo che fa. Dovrebbe esserci una sbarra qui. Vediamo se è aperta. Ghiaccio, ma tanto anche. È aperta e speriamo che il sentiero sia pulito. Buio. C'è spazio di frenata, sì, occhio qua, molla, ok, e a destra abbiamo la strada da cui dovevamo arrivare, praticamente dove c'è la sbarra lassù e siamo tornati indietro, ma è una strada. Adesso proseguiamo di qua verso il Palughetto, ma andremo giù direttamente a Campone. Ecco, mi sono fatto male la spalla di nuovo.